Allora, buongiorno a tutti, buongiorno ai colleghi, all'assessore Gerosa che stiamo aspettando e a tutti i graditi ospiti e a chi ci segue. Vi ringrazio per essere qui. Oggi oggi è 25 febbraio e con questa conferenza stampa andiamo a illustrare la 19ª giornata mondiale delle malattie rare, cioè quelle malattie, secondo l'Unione Europea, che hanno un'incidenza inferiore a 5 casi ogni 10.000 persone. Questo può sembrare poco nel mondo, ma ci sono circa 300 milioni di persone affette. 2 milioni sono in Italia e questo è un indice molto alto. Di questi, 1 su 5 ha meno di 18 anni. Le malattie rare ad oggi conosciute sono tra le 6.000 e le 8.000 e sono per il 5% di queste esiste solo una cura. L'unica speranza per il restante 95% è la ricerca. Ma qui non stiamo parlando solo di numeri, bensì di persone, di storie, di vite, di famiglie e di comunità. La giornata del 28 febbraio, e questa conferenza ne ha lo scopo di sensibilizzare quanti ancora non conoscono la realtà che ruota attorno a queste malattie. C'è un impegno, c'è una fatica e c'è anche una gioia della vita quotidiana con una malattia rara. Per questo oggi ho invitato qui due ospiti che racconteranno un pochino le loro storie e le storie che sono state toccate in modo differente da malattie rare. Allora, oggi ospite con noi c'è Vincenzo Placida, che è il papà di Valentina, una ragazza di 18 anni, fatta da poco, affetta dalla sindrome di Cornelia de Lange. Diagnosticatala a 6 mesi. Con lei e per lei Vincenzo ha corso già una decina di maratone e almeno il doppio di mezze maratone, spingendo la sua carrozzina dal primo all'ultimo chilometro. E così nel 2022 Vincenzo è partito da Vigonovo, comune della Riviera del Brenta, che è il loro comune di residenza, ed è arrivato correndo fino a Roma. E qui ha incontrato il Papa Francesco e il presidente del CONI Malagò. In questo progetto, dal nome Run for Cornelia, l'hanno accompagnato molti amici e sostenitori, ma soprattutto Valentina, la sua compagna di corsa, che nella prima e nell'ultima tappa è rimasta con lei, che lui ha spinto la carrozzina. E inoltre lui è vicepresidente dell'Associazione Nazionale Sindrome di Cornelia de Lange, APS, e Valentina è stata tedofora per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, portando la fiamma olimpica in un pezzo di strada a Stra, davanti alla Villa Pisani. Ecco, mentre sto parlando, stanno scorrendo anche delle immagini di Vincenzo con Valentina. Ecco, qui è con anche la mamma, che oggi purtroppo non ha potuto essere presente. Vediamo insomma tutto il loro impegno. Ecco, lì in alto poi lo vediamo con il presidente del CONI Malagò. Ecco, poi oggi con noi c'è anche Roberto Lavezza, che è un imprenditore e un ciclista che per passione di Montegrotto nel 2023 ha percorso le coste italiane con la bicicletta. Una missione per lui: sensibilizzare sulle HHT, una rara malattia vascolare, e portare il ricordo di un caro amico scomparso. Eccolo qui. Ha poco più di 2 mesi e quasi 3.500 chilometri, una vera impresa.
Ha attraversato anche le Alpi in bicicletta e durante tutte queste imprese ha documentato il tutto nei suoi social per far arrivare il messaggio a più persone possibili. Ha incontrato tantissime persone, sia malati di malattie rare che i loro familiari. Ha creato con Telecittà una serie di 10 puntate sulle malattie rare e sta finendo di scrivere un libro. Con noi poi oggi avrebbe dovuto esserci anche Sabrina Boscaro, che adesso insomma, vediamo, dovrebbe partire una slide. E ex assessore alle politiche sociali e alla disabilità del comune di Vigonza, che ha ricevuto una diagnosi di atassia, scusate ma forse non so se la pronuncio giusta, spinocerebellare di tipo 1, scan 1, una decina di anni fa. Oggi non ha potuto essere qui con noi per problemi di salute, ma ci ha lasciato un video di saluto. Ciao a tutti, allora benvenuto febbraio e accendiamo le luci sulle malattie rare, uniamo le forze questo mese, ma non solo questo mese è dedicato alle malattie rare, ma non dimentichiamoci che una persona affetta da malattia rara lo è sempre e per tutta la vita, rara e incurabile. Quindi doniamo alle fondazioni, doniamo a Fondazione Akeref e diamo speranza alle persone colpite. Allora ringrazio e la saluto Sabrina, che insomma spero fra poco, nel breve tempo, insomma, di rincontrarla e magari avere anche l'occasione di presentare il suo ultimo libro. Poi con noi doveva esserci anche Umberto Pasqualetto, il papà di Filippo, che questa mattina purtroppo mi ha dato una brutta notizia, insomma hanno avuto un lutto in famiglia per cui non può essere con noi. E Filippo è un ragazzino affetto dalla sindrome da deficit di CDKL5. Purtroppo questa malattia a causa di un importante... ma ci tengo a parlarvi comunque di lui. È un cofondatore dell'associazione CDKL5 Insieme verso la cura ETS ed è anche vicepresidente della stessa. L'associazione riunisce e sostiene le malattie e le famiglie colpite da questa malattia generica rara, oltre a promuovere, sensibilizzare e finalizzare la ricerca. A questo scopo, 2 anni fa, ha creato un podcast Raramente, che è un viaggio attorno alla disabilità, dedicato a raccontare la sua disabilità e la malattia con gli occhi di chi è malato, ma con quelli di chi la circonda e ogni giorno viene colpito in modo diretto e che attornia e sensibilizza i familiari, gli amici e i caregiver. Allora, concludo in questa presentazione. Anche con noi oggi avrebbe dovuto esserci l'assessore Paola Roma, assessore al sociale, ma che purtroppo oggi è giù a Roma e non può essere presente con noi, ma mi ha delegato a leggervi i suoi saluti. Allora, adesso leggo. Desidero innanzitutto ringraziarla, gentile consigliere Roberta Vianello, per il cortese invito a partecipare alla conferenza organizzata in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare. Purtroppo, a causa di impegni istituzionali precedentemente assunti, non mi sarà possibile essere presente. Desidero tuttavia farvi giungere il mio più sentito saluto e la mia sincera vicinanza, affinché questo messaggio possa testimoniare l'attenzione e veicolare l'impegno della Regione del Veneto su un tema di così grande rilevanza umana e sociale. Questo momento di riflessione è di estrema importanza per dar voce a tutti coloro che, affetti da malattie rare, richiedono risposte concrete, coordinate e lungimiranti.
Occasioni come questa sono preziose per rafforzare l'attenzione istituzionale, promuovere la collaborazione tra enti, professionisti e associazioni e soprattutto per dar voce a chi quotidianamente affronta le difficoltà legate a queste patologie. Come istituzioni abbiamo il dovere di sostenere percorsi di diagnosi tempestiva, accesso equo alle cure, ricerca scientifica e presa in carico globale della persona, valorizzando il ruolo insostituibile delle associazioni e del volontariato, che rappresentano un presidio fondamentale di ascolto e supporto. Rinnovo il mio apprezzamento per l'iniziativa e auspico che i lavori della giornata possano tradursi in proposte e sinergie concrete. Allora, letto, io ringrazio l'assessore Paola Roma per le parole e sicuramente lo scopo di questa giornata e di questa conferenza stampa è proprio questo, di mettere in sinergia tutte le forze e tutti gli enti per dare un messaggio e sensibilizzare più persone possibili. Allora, noi adesso avremo in scaletta i saluti dell'assessore Gelosa, che al momento non è ancora qui con noi, ma dovrebbe arrivare. Quindi invito sul palco il sindaco di Vigonza Boscaro per dare un saluto. Prego. Sì, mettiti di là. Ciao Maria, prego. Buongiorno a tutti. Io ringrazio il consigliere Vianello per avermi invitato e per aver invitato il Comune di Vigonza a partecipare a questa iniziativa. Per noi è un tema importante, è un tema che quando io mi sono candidato nel mio programma elettorale ho messo l'istituzione di un assessorato alla disabilità, ma non una questione di bandiera, ma una questione concreta per avere una persona che all'interno dell'amministrazione che veramente si concentrasse nello sviluppare da una parte delle iniziative amministrative, dall'altra anche una consapevolezza e una sensibilizzazione a 360 gradi all'interno della nostra comunità, e i risultati li stiamo vedendo. Abbiamo approvato il piano PEBA che il Comune di Vigonza non aveva, pur essendo un piano obbligatorio che aiuta le persone che hanno difficoltà motorie. Abbiamo avviato dei progetti veramente importanti, un progetto di integrazione lavoro con l'associazione Down che oggi lavora all'interno, ci sono dei ragazzi che lavorano all'interno di una pizzeria del territorio, un progetto di integrazione alla vita quotidiana con dei ragazzi autistici, cercando ogni giorno di rendere sempre più integrato il mondo della disabilità e in particolare delle malattie rare, con cui abbiamo sviluppato dei progetti con ovviamente la Fondazione Acaref, visto che l'assessore Boscaro era un assessore della mia giunta, ma con tante altre associazioni che sviluppano la ricerca. Quindi ben venga. Io poi non posso che fare un cenno al fatto che il presidente Stefani fin dal primo giorno della sua candidatura ha dato un messaggio fortissimo in questa direzione. Anche in Consiglio regionale fin dall'inizio ha chiesto al Consiglio di approvare una legge ad hoc sui caregiver per dare la possibilità a tante famiglie di fare qualche passo in avanti. Quindi una regione così presente, così attenta non è scontata. Infatti. E quindi siamo contenti che tra territorio e regione ci sia veramente una visione comune che faccia un passo dopo l'altro per arrivare a migliorare quella che è la nostra comunità a 360 gradi. Grazie mille, scusate, mi sono dilungato più del dovuto. No, grazie a te per averci fatto conoscere tutti i bei progetti che il Comune di Vigonza sta facendo e portando avanti, e
come hai sottolineato tu, il nostro presidente Alberto Stefani, insomma, ha una sensibilità enorme sul tema della disabilità e come diceva prima il sindaco Boscaro di Vigonza, è proprio fra i temi del suo programma elettorale e proprio già dal primo consiglio regionale ha dato l'input di portare avanti il progetto dei caregiver. Poi vorrei che salisse sul palco anche in rappresentanza del comune di Vigonovo l'assessore Eros Cacco. Prego. No, devi schiacciare. Bravo. Buongiorno a tutti, vi porto i saluti del nostro sindaco Luca Martello, che quest'oggi per altri impegni istituzionali non è potuto essere qui presente, e di tutta l'amministrazione comunale di Vigonovo. Le malattie rare interessano un numero esiguo di persone per ciascuna specifica patologia, ma nel loro insieme convogliono tantissime famiglie, ponendo sfide sanitarie, sociali, umane di straordinaria rilevanza. Oggi siamo qui come amministrazione comunale di Vigonovo accanto alla nostra concittadina Valentina Placida e alla sua famiglia, il papà Vincenzo e la mamma Romina, che ogni giorno affrontano questa sfida, prova con dignità, determinazione e amore, offrendo a tutti noi una testimonianza autentica e resilienza. Vincenzo ha saputo trasformare la fatica in impegno civile e la sofferenza in consapevolezza collettiva. Il suo cammino da Vigonovo a Roma e il viaggio in bicicletta da Santa Maria di Leuca a Vigonovo non sono stati soltanto imprese sportive, ma gesti simbolici di straordinaria forza, volti a dare voce a chi troppo spesso resta in silenzio. Valentina, con il suo sorriso luminoso e la sua forza d'animo, è divenuta a sua volta simbolo di speranza, essendo tedofora nella nostra Riviera del Brenta, alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Ha significato portare davanti al mondo intero un messaggio di inclusione, coraggio e fiducia nel futuro. L'amministrazione comunale ha inteso esprimere la propria riconoscenza conferendo al papà Vincenzo un attestato di merito in Consiglio Comunale e il premio San Marco, un segno tangibile della vicinanza di una comunità che sceglie di farsi carico, di sostenere e di non lasciare sola nessuna delle nostre famiglie. Desideriamo inoltre rivolgere un sentito ringraziamento alla consigliera regionale Roberta Vianello e all'assessore professor Gerosa per l'invito e per aver voluto portare all'interno della Regione del Veneto un tema così importante e delicato, che non può e non deve essere trascurato, contribuendo a rafforzare l'attenzione istituzionale e la sensibilità verso le malattie rare, perché la rarità non si trasformi in isolamento, ma diventi occasione di coesione. Insieme possiamo trasformare la difficoltà in forza, la conoscenza in responsabilità condivisa e la consapevolezza in speranza concreta. Grazie. Grazie a voi e per insomma, la vostra vicinanza e testimonianza a riguardo. E quindi vengo adesso a sapere che insomma, il papà di Valentina sarà premiato il 25 di aprile. No, è già stato? Bene. Allora per il 2025 ha già ricevuto. Bene. Allora, visto che insomma abbiamo parlato di Vincenzo, se vuoi salire con Valentina per darci un po' la tua testimonianza e anche la tua parola da papà. Grazie. Devi schiacciare. Ecco, grazie, bravissimo. buongiorno a tutti. Intanto innanzitutto ringrazio la consigliera Vianello per essersi prodigata insomma, in questa giornata, perché insomma, come abbiamo sempre detto e come ci siamo detti di persona e come pensiamo noi genitori, la divulgazione, anche solo parlare di dell'argomento delle malattie rare è una cosa molto importante. Spesso si sottovaluta il fatto di parlare dell'importanza
che possa avere il parlare di questa situazione, delle malattie rare. Però proprio perché sono rare, proprio perché se ne parla poco, invece questo è un punto fondamentale perché vengano alla luce problematiche, idee, perché ci sia la possibilità insomma di condividere qualcosa che può essere utile per i nostri ragazzi o per le persone che sono affette da malattie rare. Valentina ha la sindrome di Cornelia de Lange, che è una sindrome genetica che comporta scarsa crescita e ritardo psicomotorio, e difficoltà o totale assenza della comunicazione. Come diciamo nel caso della sindrome di Down ci sono diverse scale di gravità, ecco. Quindi diciamo Valentina è nella scala si trova in una via intermedia perché comunque non ha malformazioni, non ha problemi cardiaci, però c'è tutta una serie di ritardo da un punto di vista cognitivo e assenza del linguaggio per cui c'è questa gravità, insomma. Io sono appunto presidente dell'associazione Cornelia de Lange e vicepresidente, scusate. L'associazione è nata 30 anni fa, formata da delle famiglie, e si occupa appunto principalmente di gestire per quanto possibile il benessere prima dei ragazzi, delle persone affette e poi delle famiglie, sviluppando alcuni progetti. Diciamo quello più rilevante, quello che salta agli occhi di tutti più facilmente, sono le vacanze organizzate per i ragazzi, che è una settimana, 10 giorni circa di vacanza, durante i quali i ragazzi sono supportati 24 ore su 24 da degli operatori con rapporto 1 a 1 e permettono a loro di fare un piccolo percorso di autonomia studiato insieme ai genitori e ai genitori di prendersi una settimana di vacanza, diciamo, ecco, da un anno intenso. Recentemente, proprio si parlava prima appunto dei viaggi che sono stati fatti questi eventi nel 2022 da Vigonovo a Roma di corsa e nel 2024 da Santa Maria di Leuca a Vigonovo in bici, perché durante quel biennio là c'è stata la possibilità di sviluppare la sperimentazione di un farmaco, quindi di dare una mano alla ricerca. E proprio per dare un segnale forte e anche raccogliere fondi, farci sentire, come diciamo noi con mia moglie, fare un po' di rumore, abbiamo organizzato, tenendo conto anche appunto magari della mia passione per lo sport, questi eventi sportivi per unire sia la parte di sensibilizzazione sia la parte di raccolta fondi. Siamo molto contenti perché insomma grazie a questi due progetti abbiamo sostenuto in gran parte la raccolta fondi per la sperimentazione, che è partita nel settembre del 2024, quindi è per la sperimentazione di un farmaco, e si concluderà a settembre 2026 e poi a ottobre, che avremo il congresso nazionale, verranno portati tutti i risultati insomma di quello che è stato che sono venuti fuori insomma questi 2 anni di sperimentazione. Dalle sperimentazioni sui ragazzi. La sperimentazione ha coinvolto circa 15 ragazzi che per un anno a cui per un anno è stato somministrato questo farmaco, che non è un farmaco totalmente nuovo, è un farmaco già conosciuto, quindi diciamo che le percentuali insomma di pericolo che poteva essere dato dal fatto di non conoscere le problematiche. Scusa se mi permetto, ma è un farmaco che rallenta la malattia o è un farmaco specifico? Allora, diciamo che quello per cui si poteva sperare era che potesse migliorare la parte comportamentale, okay? Quindi diciamo migliorare una parte cognitiva, soprattutto comportamentale, perché comunque è già un farmaco utilizzato per disturbi comportamentali, così. Okay. E quindi insomma aspettiamo fiduciosi questi risultati che verranno dati nel congresso di ottobre. Ok, e anche noi insomma saremo qui ad ascoltare i risultati, perché comunque insomma un anno di sperimentazione
è sicuramente un anno in cui ci sono stati 15, come dicevi tu, 15 ragazzi coinvolti e come Regione Veneto, insomma, visto che anche il nostro Presidente ha a cuore e anche noi consiglieri abbiamo a cuore questa tematica, sarà nostra cura, insomma, fare rete e vedere di poter avere questi risultati per sviluppare insieme la sensibilità e anche dei progetti e diciamo dei supporti per aiutarvi. Certo. Io se Prego. posso permettermi appunto le ultime due cose, ecco, giornate come queste sono molto importanti. Io credo che la condivisione e la possibilità di lavorare assieme, anche semplicemente con le indicazioni che noi famiglie possiamo dare a chi si occupa della parte burocratica, in questo caso magari l'assessorato, non so, ecco, non sia una cosa da non fare tipo solo un incontro oggi così. No, Sarebbe infatti. bello poter organizzare un qualcosa tipo un tavolo di lavoro, un Certo. qualcosa coinvolgendo magari anche sicuramente altre associazioni, perché spesso si sottovaluta il fatto che le problematiche più gravi che noi genitori di ragazzi con disabilità, non dico per forza con malattia rara, ma di ragazzi con disabilità troviamo nella quotidianità. Quindi il farmaco oppure sì, insomma, il farmaco è la parte forse meno rilevante delle problematiche che abbiamo, perché una volta che viene assegnato un farmaco, quello rimane, se ne possono aggiungere, se ne possono togliere, però insomma quella è una cosa facilmente risolvibile, ma la quotidianità, faccio un brevissimo esempio, Valentina ha 18 anni, però ovviamente ha le misure di una bambina, quindi una bambina di 10-12 anni, però Valentina è in età adulta, non è più in età pediatrica. L'ingresso al pronto soccorso, fatalità c'è successo con Valentina, implica il fatto che per qualsiasi problematica Valentina viene dirottata su un reparto per adulti. Però nei reparti per adulti non ci sono le strumentazioni adatte per un corpo da bambino, e questa è una problematica apparentemente a cui uno sicuramente non pensa, ma noi sì, perché... Ma è reale? Perché ma è voi... reale. Come può essere una problematica per qualsiasi altra situazione in cui ci sono altre difficoltà, no? Quindi queste sono, secondo me, problematiche infatti, su cui puntare. Sì, infatti questa conferenza... delle linee guida che possono essere applicate, certo, che possono essere date magari agli ospedali piuttosto che alle strutture sanitarie che seguono magari queste condizioni. Ecco. Certo. Infatti lo scopo della conferenza stampa è anche questo: sensibilizzare, dare un messaggio, ma anche iniziare un percorso di condivisione. E quindi, come hai anticipato tu, Vincenzo, anche il considerare di mettersi diciamo attorno ad un tavolo e a sentire la parte delle famiglie o quantomeno delle associazioni, sentirle in prima persona e capire con loro quali sono le esigenze e quali sono le cose sulle quali bisogna puntare, migliorare e anche investire. Certo. E quindi io ti ringrazio. Grazie a te. E ringrazio anche tutte le famiglie che fanno parte dell'associazione del quale sei vicepresidente, e voglio ricordare che sì, la disabilità è una condizione importante che cambia la vita alle famiglie e alle persone che gli stanno intorno e che si supportano fra di loro, perché le famiglie riescono a fare rete e ad aiutarsi in maniera esemplare, devo dire, perché conosco anche tantissime altre associazioni ed è proprio questo lo spirito: aiutarsi e fare rete, e sulla quale noi dobbiamo essere al loro fianco, perché insomma la volontà e il coinvolgimento che loro hanno dall'inizio fino alla fine è veramente un esempio sulla quale noi dobbiamo veramente lavorare tutti insieme. Quindi ti ringrazio. Grazie.
Poi volevo chiedere al signor Lavezzo di venire sul palco anche lui e di dire un pochino 2 parole sulla sua testimonianza. Lui è proprio un testimonial, ok? Che supporta queste associazioni e queste realtà. E quindi do a te la parola, prego. Sì, grazie Devi a schiacciare tutti. il pulsantino. È già acceso. Ah, scusa. Grazie a tutti intanto per l'opportunità di essere qua. Allora, io quello che faccio è correre in bicicletta e portare in giro delle maglie per queste 3 malattie rare, 3 associazioni che sono la Corneille de Lange, l'HKT e l'Acaref. Io le ho conosciute per puro caso, perché è stato veramente un caso quello che è stato, ma io dovevo fare questo viaggio lungo le coste italiane e ho conosciuto questa ragazza che aveva il papà malato di HKT. Lei mi ha spiegato in 2 minuti, io ho detto dammi una maglia, io corro. Per me è importante farli vedere, farli conoscere, non li conosce nessuno, in giro per l'Italia veramente e per il mondo non li conoscono. E per me il mio compito, siccome mi hanno detto, come diceva prima Vincenzo, che io faccio tanto rumore, io dove passo faccio veramente tanto rumore, l'ho sempre fatto da quando sono nato. E allora ho detto benissimo, a questa mia veneranda età faccio questa cosa per loro e faccio tanto rumore. I risultati per me sono importanti, quelli che si vengono a ottenere, però non sono risultati che riguardano me, ma che riguardano loro. Intanto perché in questi 3 anni 195.000 persone si sono avvicinati a conoscere che esistono queste malattie rare, ma soprattutto 12 comuni in giro per l'Italia si hanno dato il charity partner. Cosa vuol dire? Che hanno aperto i loro siti per farli conoscere, fare conoscere le malattie rare. Anche se c'è una persona che dona 10 euro, per me è un successo, è una vera conquista. Io in tutti questi 3 anni che ho fatto la Sardegna, ho fatto il Giro d'Italia in 64 giorni consecutivi, perché li ho fatti, non mollo mai, perché loro hanno la malattia tutti i giorni, io corro tutti i giorni, questo è lo scopo che io faccio, ho fatto le Alpi. È stato importante trovare e conoscere queste persone che venivano a incontrarmi, familiari dell'HKT, chi aveva l'HKT, a Corneille de Lange, anche se sono in pochi, hanno cercato di venirmi a trovare. Loro raccontavano le loro storie, io montavo in bici con ancora più forza e diciamo cattiveria, chiamiamola così, per riuscire a fare quell'impresa lì. Perché alla fine a 57 anni è un'impresa a fare tutte le Alpi in 20 giorni. Però l'importante veramente, che io voglio dire una cosa specifica, tutti noi andiamo a vedere le persone che hanno le malattie rare, ma i veri grandi eroi contemporanei sono i familiari. Loro fanno dei sacrifici incredibili, hanno un amore incredibile per queste persone e me l'hanno dimostrato a me. Io che mi sono sentito chiamare eroe, ma non sono un eroe di niente, i veri eroi sono soltanto loro. Io so solo scorrere con in bicicletta e basta, so solo pedalare, metto a disposizione le mie gambe, la mia testa e la mia bicicletta. Punto. Ho sempre i viaggi li ho pagati tutti io per adesso e mi va bene così, perché è quello lo scopo che io voglio avere. E vi dico qua e termino, il prossimo anno, quest'anno farò dei piccoli viaggi, sempre portando loro, perché la media di chilometri all'anno sono 10-12 mila chilometri all'anno che faccio. Il prossimo anno mi hanno lanciato la sfida di fare le città termali europee dalla parte ovest, vorrebbe dire fare 8.000 chilometri e 4 mesi via. Quando me l'hanno detto, ma sarà impossibile, però nel percorso qua che la mia testa va, e purtroppo ho già deciso che lo farò. Punto, questa è la cosa. E Bene. vorrei veramente che più persone vadano a conoscerli, perché è un qualcosa che ti apre il cuore, è un qualcosa che ti cambia. Io sono una persona fortunata, 40 anni che non prendo neanche il raffreddore, non so cosa vuol dire, e perciò per me, che sono fortunato, posso dare la mia salute a loro. Ecco, questo mi sento di dire. Grazie. Io dico che la Regione Veneto e sicuramente insomma anche il Presidente Stefani, se ci farai conoscere i dettagli di questo tuo viaggio che farai, insomma magari a partire qui dal Veneto e quindi scegliere una delle nostre città termali, sicuramente anche il Presidente sarà al tuo fianco, magari alla partenza, e quindi insomma sono sicura che quando l'avrai terminato, conoscere anche e portare avanti questo bellissimo progetto sarà la nostra mission. Vi ringrazio. Okay. Grazie mille.
Io volevo allora ringraziare tutti voi, volevo concludere e purtroppo vedo che l'assessore Gerosa non ha ancora terminato la giunta e quindi mi concludo dicendo e ringraziando tutte le persone qui presenti, i testimoni, insomma Roberto, Vincenzo, i 2 sindaci, Sabrina e anche il papà di Filippo. E volevo concludere dicendo questo è solo l'inizio, diciamo, questa conferenza stampa è l'inizio di un percorso che sono sicura sarà coinvolgente, coinvolgerà i 2 assessorati, sicuramente quello del sociale e quello della sanità, con i 2 assessori Gerosa e Paola Roma. Mi farò portavoce di questo e anche, insomma, non come eroe, come diceva prima Roberto, ma come un messaggero, un mezzo per arrivare a migliorare e dare supporto ai veri eroi che, come si diceva prima, sono i familiari. E quindi io vi ringrazio e niente, saluto tutti e do seguito alle prossime vicende che insomma ci terranno aggiornati. Grazie.